Il mercato franco di Godega Sant'Urbano risale almeno al 1343, secondo la prima citazione accertata in un documento conservato all'Archivio di Stato di Venezia. Nel 2018, a 675 anni esatti dalla sua nascita, l'antica fiera torna ad essere franca. La rassegna, in programma da sabato 3 a lunedì 6 marzo, sarà cioè ad ingresso libero e gratuito, una scelta precisa per andare incontro a famiglie e giovani, come conferma il sindaco Paola Guzzo. L'antica fiera Godega di quest'anno è una fiera che ha diverse novità, a partire da quella principale che è l'abolizione del biglietto d'ingresso, una decisione che è stata presa per agevolare sia gli espositori che i visitatori, dare modo alle famiglie di visitare tutta l'area, compresa quella espositiva. Quindi una fiera che cambia per stare al passo con i tempi, al passo con le famiglie, quindi andare incontro alle esigenze loro, dei loro bambini. Avremo presente come sempre Asino Mondo. Ci sarà l'attrattiva anche dei cavalli da lavoro proprio del Veneto, tipici di questa terra che è cresciuta in agricoltura grazie all'apporto di questi fantastici animali. Abbiamo una fiera che è al passo con i tempi anche per le eccellenze alimentari, quindi avremo presenze di ditte anche locali conosciute in tutto il mondo, ditte che vengono da tutta Italia con i loro prodotti per sponsorizzare quelle che sono le loro offerte e le loro novità, e poi soprattutto anche un padiglione dedicato alle eccellenze locali per dare risalto a quella che è la nostra terra anche sotto questo punto di vista, quindi una terra che dà ancora molte opportunità all'agricoltura, riscoprendo anche le colture del passato, quindi prodotti che si erano abbandonati e che vogliamo riprendere per mantenere vive le tradizioni del nostro territorio e quindi del nostro modo anche di essere veneti dal punto di vista agricolo. Anche in questa edizione saranno circa 200 gli espositori, su un'area di quasi 33.000 metri quadrati, di cui oltre 3.300 coperti, presenteranno le più recenti innovazioni di prodotti e servizi per l'agricoltura e la zootecnia, ma anche nel campo della bioedilizia, dell'arredo per la casa e il giardino, dell'impiantistica, del benessere, della salute e dell'agroalimentare di qualità. Dopo il successo delle due precedenti annate avrà ancora più spazio il Salone Terra Nostra dedicato alle eccellenze del cibo e dell'enologia a chilometro zero. Paolo Attemandi, assessore all'antica fiera del comune di Godega. La novità che abbiamo quest'anno è che abbiamo inserito delle prove in campo. Questo comporta che il visitatore e soprattutto il professionista agricolo nella giornata di lunedì, oltre che vedere staticamente i mezzi, può verificare la loro efficacia nel campo. Praticamente delle aziende che sono presenti con esterni della nostra fiera, lunedì, come dicevo, in un terreno qui adiacente, metteranno in campo degli atomizzatori a recupero. Questo anche per far dimostrare che il mondo agricolo della viticoltura non è statico sulla modernità di cambiare attrezzature, per andare a stare a passo coi tempi, e anche tutto il discorso che c'è delle erogazioni fatte a basso dosaggio, tutto quello che va dietro, proprio perché il mondo ce lo chiede. La Fiera 2018 troverà anche nuovi protagonisti, i cavalli della tradizione veneta e maremmana, tra dimostrazioni di tiro di carri e carrozze, esibizioni di butteri, laboratori didattici per bambini, l'occasione per scoprire o riscoprire queste razze storiche di grande valore. Ma non temano gli appassionati, torneranno pure gli asini, ormai una delle attrazioni più consolidate della Kermesse. Anzi, Asino Mondo, la sezione a loro dedicata, si arricchisce di nuove iniziative. Ce le presenta l'asinaro Massimo Montanari. Le novità sono legate in parte al lavoro con le scuole nella settimana precedente la fiera, e quindi ci saranno momenti di radiazione con l'asino nei cortili delle scuole, e soprattutto l'asino quest'anno sarà portatore di un valore interessante che sta avvenendo un po' in alcune biblioteche d'Italia, anche d'Europa, che è il book crossing, quindi lo scambio gratuito dei libri. Gli asini raccoglieranno i libri che i bambini porteranno la mattina durante il raduno per andare a scuola a piedi, verranno messi nelle ceste degli asini e gli asini poi porteranno questi libri in un contenitore apposito qui in fiera. Questi libri verranno
messi in ordine e verranno messi in una cassetta che le persone che vengono a visitare la fiera sabato, domenica e lunedì dal 3 al 5 marzo troveranno e potranno prenderli gratuitamente. Naturalmente i bambini e le famiglie e i visitatori sono invitati a portare anch'essi dei libri, in modo da creare un libero scambio, che è un circolo libero della cultura. Il libro, come l'asino, noi lo diciamo sempre, asini e libri sono lenti, asini e libri fanno pensare, quindi ci sembra un connubio molto importante. All'interno invece dei 3 giorni della fiera ci sarà uno spazio novità Asi Nursery, quindi uno spazio dedicato alle mamme, soprattutto con i bambini molto piccoli, che potranno passare momenti di relazione con gli animali, quindi con degli asini appositamente parcheggiati in un recinto. Ci saranno tappetini, comodi, ci saranno tutte quelle comodità che servono ai genitori per accudire i bambini piccoli. Ci sarà una tenda indiana con dentro dei tappeti per poter cambiare i bambini piccoli, pannolini, ceste, portapannolini, insomma tutto quello che serve affinché le famiglie possano trascorrere una giornata in serenità, a contatto con gli animali e la natura. La cerimonia di inaugurazione dell'antica fiera di Godega si terrà sabato 3 marzo alle 10:30. Il corteo, con il presidente della regione Luca Zaia e le altre autorità, come da tradizione, partirà dal Pozzo della Regola e poi attraverserà l'intera area fieristica per omaggiare così gli espositori. Gli stand saranno comunque visitabili dalle 8:30. La fiera rimarrà poi aperta al pubblico sabato fino alle 20, domenica dalle 8:30 alle 20 e lunedì dalle 8 alle 18.